Eccoci insieme, cari telespettatori, un'altra intervista importante, perché è bene parlare di certi argomenti non soltanto con le ricorrenze, come diciamo sempre, ma più frequentemente possibile. E in questo caso abbiamo il piacere di essere collegati con avvocata Kautar Badrane, membro del tavolo regionale di diritti umani e presidente dell'associazione Agami, dialogo giuridico interculturale, avvocato del Foro di Vicenza. Avvocata, grazie di essere qui con noi. Per parlare di cosa? Dei diritti a volte inespressi che comunque anche le donne hanno nell'ambito della famiglia, ed è cosa molto importante, e dicevo anche le donne straniere, perché persone che vengono a vivere nel nostro territorio si portano dietro tradizioni, usi, costumi, leggi e a volte anche consuetudini di altre realtà, devono ben apprendere quelle del paese dove vanno a vivere per potersi far rispettare dai relativi compagni. Insomma, c'è diritto transnazionale, diritto nazionale, diritto di famiglia, c'è tanto da sapere. Lei è un avvocato che opera in questo settore del diritto di famiglia e si occupa molto anche della, tra virgolette, emancipazione, vogliamo dire, delle donne nell'ambito anche di un contesto di famiglia per poter crescere. La cultura fa crescere, la consapevolezza, l'istruzione potrebbe far fare dei passi avanti. È vero, avvocato? Esattamente, soprattutto dobbiamo pensare che tante famiglie straniere, tante donne immigrate, quando vengono qua nel nostro paese hanno in mente che il paese d'origine rimane fermo a 10, 15, 20 anni prima. Come l'hanno lasciato? In realtà non è così. I paesi d'origine cambiano, migliorano anche e soprattutto in senso di diritti. Un esempio può essere il mio paese d'origine, il Marocco. Dal 2004 il Marocco ha dato il diritto alla donna di divorziare. Prima la donna veniva ripudiata, quindi era l'uomo che con atto unilaterale abbandonava la donna e anche coi figli. Invece dal 2004 è previsto il mantenimento anche per i figli minori. La donna non è più considerata un'incapace, quindi la donna può sposarsi senza il consenso del padre, mentre prima aveva bisogno di una figura maschile che dasse il consenso al matrimonio. O ancora la donna può inserire la clausola di monogamia, cioè può decidere che la persona con cui va a sposarsi può avere solo lei in sposa e quindi inserire già nell'atto di matrimonio la clausola di monogamia che è un limite alla poligamia. Tutta una serie di diritti che la donna ha acquisito dopo il 2004 e quindi la comunità di origine mia, quindi marocchina, loro 600.000 marocchini magari loro non sanno che nel loro paese dal 2004 c'è questa riforma. Tante volte magari la donna diciamo, è sotto l'autorità paterna o autorità maschile perché non conosce questi miglioramenti nel paese d'origine. Quindi ho sentito anche un obbligo, un dovere morale il mio, quello di far conoscere e diffondere, ecco, la cultura, i diritti soprattutto per le donne. Allora, quanto nel suo paese di origine, quanto la donna si è evoluta e quindi si è emancipata e riesce ad attuare anche queste novità normative importanti, e quanto invece la famiglia ha ancora un peso, e dopo riportando qua tutte coloro che si sono trasferite spontaneamente o non spontaneamente, seguendo o meno la propria famiglia, riescono a imporsi, perché è facile a dire esiste sulla carta, sì, anche l'articolo 29 della Costituzione sancisce dei principi fondamentali, poi tra là e l'attuazione non parleremo di donne se fosse tutto semplice e già realizzato, no? Esattamente, Elena, è proprio così. Infatti una cosa sono le leggi e un'altra cosa è il tessuto sociale, molto spesso diciamo fortemente patriarcale, fortemente maschilista, dove ci sono magari dei concetti nella tradizione basati sull'inferiorità della donna rispetto all'uomo e quindi difficilmente sono superabili. Quindi diciamo, il contesto giuridico può sicuramente aiutare, però è molto difficile questa evoluzione della mentalità. Io appunto ho fatto questa pubblicazione di questo codice di famiglia in Marocco proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica e sensibilizzare le donne che vivono in Italia e anche le donne, perché no, italiane che vivono in Marocco, perché abbiamo anche una bella comunità di donne italiane in Marocco, quindi conoscere anche loro, in caso di matrimonio misto, quali sono i loro diritti.
Questa riforma è stata fortemente voluta soprattutto dalle donne, dalle spinte delle associazioni femminili che dagli anni 80 e dagli anni 70 hanno portato avanti queste battaglie proprio per un'emancipazione, una parità di genere anche nel mio paese d'origine. Una parità di genere che è difficile, diciamo, anche dal punto di vista pratico, proprio perché abbiamo quei limiti insiti alla tradizione. Però il nostro paese d'origine, il Marocco, a differenza di altri paesi del mondo arabo, ha anche un'interpretazione evolutiva del testo sacro e quindi un'interpretazione che va ad adattare anche il testo sacro, quindi un testo intoccabile ai cambiamenti della società, utilizzando una tecnica che è la tecnica dell'ijtihad, dell'evoluzione dei testi sacri, e che permette, grazie anche al Ministero degli Affari Islamici, di poter adattare anche un testo intoccabile come il Corano ai cambiamenti e ai diritti delle donne. Quanti uomini sono a conoscenza di questa evoluzione e di questa interpretazione evolutiva di fatto ammessa e suffragata dagli organi governativi? Ma guarda, in realtà troviamo anche donne tante volte che non accettano questi diritti, e questa è la cosa che fa più male, diciamo, perché tante donne purtroppo proprio, come possiamo dire, sottoposte a questa pressione della difficoltà di superare proprio i vincoli della tradizione, faticano ad accettare i propri diritti che gli vengono riconosciuti dal punto di vista normativo. Posso fare diversi esempi, andando anche oltre al mio paese d'origine. Un caso che mi ha colpito molto è quello della Macedonia, dove la donna ha diritto a ereditare, ma di fatto la donna rifiuta l'eredità perché dice: io non posso andare contro la tradizione, io non l'accetto, anche se so che questo è un diritto che mi viene riconosciuto per legge, ma di fatto io non lo voglio accettare. Quindi ho seguito diverse situazioni dove la donna stessa rifiuta i propri diritti. Bisogna lavorare sulla sensibilizzazione, bisogna lavorare sulla rete, occorre fare rete, e soprattutto anche a livello internazionale, perché vedi, noi adesso stiamo lavorando su un convegno che faremo in occasione dell'11 maggio, che sono 10 anni dalla Convenzione di Istanbul. E la Convenzione di Istanbul, la Convenzione contro la violenza sulle donne, e ad oggi ancora tantissimi paesi, quasi la metà, oltre la metà dei paesi, non l'hanno ancora ratificata a distanza di 10 anni. E quindi è importante noi donne fare rete, le associazioni, i centri antiviolenza, perché solo insieme riusciremo finalmente a dar voce alle donne contro queste ingiustizie per la parità di genere. Io credo che è importante il dialogo, la comunicazione, la conoscenza anche di le norme di altri paesi, perché ormai la globalizzazione, l'immigrazione è un fenomeno che è inevitabile, ecco, quindi è importante il dialogo e la comunicazione. Questo è l'obiettivo anche della mia associazione. Le donne che vengono da paesi stranieri, in modo particolare dal Nord Africa, Marocco, ma ce ne sono anche altre realtà dove c'è una forte, Tunisia per esempio, una forte immigrazione nella nostra realtà, quale problema principale accusano, hanno o si intuisce che possono avere nell'ambito delle proprie relazioni familiari? E anche magari le giovani donne avrebbero quella voglia di sdoganarsi, ma forse manca qualcosa, o forse anche il tempo, ci vuole tempo, non lo so. Guarda, in realtà sono tanti fattori che influiscono nella mancata integrazione, anche se questo termine non è che mi piaccia molto, anche potrei utilizzare inclusione. Sicuramente il fattore linguistico, il fattore culturale, il fatto che tante volte le donne quando vengono in Italia arrivano con ricongiungimenti familiari e rimangono tra le mura domestiche, sì, in contatto solamente con il loro paese d'origine, magari attraverso contatti telefonici con la famiglia di origine,
e quindi restano, diciamo, fermi al paese come l'hanno lasciato. Non hanno neanche quella necessità di dover imparare l'italiano. Per esempio, io tante volte insisto su questo punto, il fatto della conoscenza della lingua, perché non possiamo non conoscere i nostri diritti senza conoscere lo strumento fondamentale che è quello della lingua, ti permette di poter lavorare. Il lavoro è dignità per la donna italiana o straniera che sia. Il lavoro è uscire dalle mura domestiche, poter comunicare con gli altri, soprattutto le donne immigrate tante volte hanno i loro figli che hanno questa possibilità, visto che magari vanno a scuola, e quindi loro possono acquisire la cultura nostra italiana, che dall'altra parte quelle delle donne che spesso sono chiuse tra le mura domestiche non conoscono, magari collegandosi solo guardando la televisione del loro paese d'origine, quindi rimangono dentro una bolla, come se fossero sempre vicino alla loro famiglia di origine, diciamo, sempre legati alle loro terre. Invece, a mio avviso, bisogna creare anche gli strumenti per queste donne, per permettergli di uscire, di imparare la lingua, ma gli strumenti ci sono in realtà. Sì, infatti. Cioè, io quando dico creare gli strumenti ci sono, cioè deve essere quel qualcosa in più, come diciamo in termine giuridico, il quid pluris, che li spinga a dover imparare l'italiano. A mio avviso deve essere quasi un obbligo la lingua italiana. Se andiamo a vedere in altri paesi europei, in Germania piuttosto che in Belgio, piuttosto che in Francia, cioè la lingua è obbligatoria. Se tu non conosci la lingua tedesca, per esempio il permesso di soggiorno non te lo danno, non ti danno delle agevolazioni, possono essere il bonus bebè piuttosto che altre forme del sistema welfare. Quindi a mio avviso è importante poter vincolare in qualche maniera alcuni benefici alla conoscenza della lingua italiana, perché è fondamentale. Infatti a volte si pensa di essere crudeli oppure troppo pretenziosi nel chiedere che chi vuole la cittadinanza, le donne in modo particolare, imparino bene la lingua. In realtà è un modo per potersi poi tutelare e potersi affermare nella società in modo autonomo e indipendente, perché forse l'indipendenza è un po' la chiave di lettura di tutto, no? Esattamente, Elena, è proprio così. L'indipendenza è fondamentale. Allora, per acquisire questo è necessario fare tutto un percorso di crescita anche culturale. Le giovani donne hanno questa consapevolezza, quindi sanno l'importanza che può avere lo studio, anche l'applicazione che a volte può essere anche pesante e a volte il doversi imporre in famiglia per fare un certo percorso di indipendenza, quindi vuol dire di autonomia. Oppure si arrendono facilmente e seguono magari l'impronta che può aver avuto la madre restando a casa con i figli, eccetera, perché c'è anche questo piccolo problema, no? Sicuramente l'aspetto culturale, l'aspetto della tradizione religiosa influenza molto a livello familiare le famiglie immigrate. Però io farei proprio una distinzione tra la prima immigrazione, la prima generazione e i ragazzi, i giovani che sono nati e cresciuti in Italia. Ecco, questa è una distinzione generale, poi è chiaro che bisogna vedere caso per caso, sono situazioni anche particolari. Però in linea di massimo posso dire che le seconde generazioni, se andiamo a vedere anche a livello di percentuale di giovani che studiano nelle nostre scuole, nelle nostre università, come percentuale comunque sono percentuali che vanno, diciamo, a pari passo con quelle degli studenti, dei ragazzi italiani. Quando dico italiani sì, di tradizione familiare, anche, certo. Esatto. Quindi la problematica più grande a mio avviso è rispetto alla prima generazione, quindi donne che hanno difficoltà nella lingua, donne che non accettano alcuni diritti che gli spettano di diritto o che comunque hanno bisogno di essere aiutate.
e tante volte trovano quel coraggio, quella forza proprio nei loro figli, o meglio, nelle loro figlie che trovano quel sostegno, quel coraggio di poter affrontare magari quell'uomo violento, poter affrontare quella situazione di mobbing, di sottomissione psicologica, grazie proprio alle figlie e ai figli tante volte, spesso ho seguito. Allora, prego, no, volevo dire, interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità, veramente pochi secondi, poi torniamo ancora insieme. Affrontiamo anche una ricerca che lei ha fatto, uno studio, poi anche un libro che avrà a futura pubblicazione su come è disciplinata l'immigrazione in Italia rispetto anche ad altri paesi, perché si parla spesso di immigrazione, vediamo anche un po' una comparazione nei limiti del possibile. So che è anche importante questi studi che vengono fatti perché sono significativi se poi trovano anche applicazione concreta. Pochi secondi, pubblicità, restate con noi, a tra poco.